tragedia alle prime ore dell'alba. Un giovane di 20 anni è morto annegato in Rio di San Polo. Addosso non aveva documenti. Disperato tentativo di salvataggio da parte di 2 turisti polacchi. La morte di Alex Marangon, la procura di Treviso verso la chiusura dell'inchiesta, 5 le persone indagate. Intanto il legale della famiglia di Marcon depositerà una perizia per riaprire la pista dell'omicidio. Frode e riciclaggio negli Emirati Arabi. La Guardia di Finanza ha arrestato a Venezia un imprenditore veneto. Scatta il sequestro preventivo di oltre 4 milioni. Primo giorno di vernice per la 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia. Grande attesa e proteste in arrivo nei prossimi giorni. Passeggiata per la sicurezza organizzata dal candidato sindaco di Venezia Andrea Martella col prefetto Gabrielli in via Piave a Mestre. Serve che le istituzioni siano presenza costante. Domani il 50° anniversario del terremoto del Friuli, dalle 13:30 diretta sulle reti Media Nord-Est delle celebrazioni a Gemona con il Presidente della Repubblica e la Premier. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma cominciamo subito come ogni martedì con il tema del nostro sondaggio che è proprio dedicato alla Biennale di Venezia. Padiglione russo alla Biennale, è giusto riaprirlo? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità. I numeri li vedete in sovraimpressione, l'esito del sondaggio sarà reso noto nel corso di Ring in onda in diretta a partire dalle 21. Ecco, iniziamo con la cronaca, con la tragedia che si è verificata alle prime ore di oggi a Venezia. Un giovane di 20 anni è morto annegato in Rio di San Polo. Disperato il tentativo di salvataggio da parte di 2 turisti polacchi. Il suo nome non si conosce ancora, addosso non aveva documenti, ha un'età stimabile attorno ai 25 anni. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale di fronte alla sede del Comando regionale della Guardia di Finanza attorno alle 7:15 di mattina, al termine di quasi 2 ore di ricerche. Sulle circostanze che hanno portato alla caduta in acqua e all'annegamento in Rio di San Polo di un giovane magrebino indagano i carabinieri. Il campo delle ipotesi appare comunque già molto ristretto. La caduta in acqua sarebbe avvenuta in maniera autonoma, nessuna rissa o aggressione. Sul corpo del giovane non c'erano segni di violenza. Rimane il dubbio se a provocarla sia stata una tragica fatalità o delle condizioni di alterazione. Un ulteriore aiuto alla ricostruzione dei fatti potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della Guardia di Finanza. Il Comando di San Polo ne ha almeno un paio puntate sul canale. I carabinieri hanno già acquisito i filmati. La caduta in acqua è avvenuta all'alba, attorno alle 5:30, un orario in cui c'era pochissima gente in giro. Tra i residenti in Corte Amaltea la notizia si è diffusa qualche ora dopo. Ha avuto modo di parlare con qualcuno, magari tra i suoi vicini di casa, che invece ha visto qualche cosa o ha sentito qualcosa? Sono uscita che i miei vicini erano andati già a lavorare e quindi non... Ma adesso chi abita qui in questa corte sono per la maggior parte affitanze turistiche o ci sono ancora residenti? Sono parecchi turisti. Just my husband, because I was sleeping, so I didn't hear anything. Poco dopo arriva una coppia di turisti francesi e lei a raccontare che il marito ha sentito qualcosa. Lui dice di essere stato svegliato da delle urla, ma di non avere avuto modo di capire cosa stesse accadendo. I primi ad intervenire sono stati invece 2 turisti polacchi che alloggiano in una struttura ricettiva poco distante. Sono loro ad aver cercato disperatamente di aiutare la persona in acqua. In quei momenti drammatici è anche passato un barchino, ma lo sfortunato giovane era oramai stato inghiottito dal canale. Il giallo della morte di Alex Marangon, la procura di Treviso verso la chiusura dell'inchiesta, 5 le persone indagate. Intanto il legale della famiglia, l'avvocato Tigani, depositerà una perizia per riaprire la pista dell'omicidio. La tragedia tra il 29 e 30 giugno 2024 a Vidor. Alex Marangon, 25enne di Marcon, scompare nella notte dopo un rito sciamanico, ritrovato morto il 2 luglio nel Piave. A quasi 2 anni da quel drammatico giorno, la procura sta per chiudere le indagini. Per ora rimangono 5 le persone indagate, accusate di morte in conseguenza di altro reato e cessioni di sostanze stupefacenti, gli organizzatori della serata Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, la moglie del proprietario della struttura Alex
Alexa De Sacco e 2 curanders colombiani, Johnny Benavides e Sebastian Castillo. La procura sembra orientata a confermare la dinamica dell'incidente indotto dalla droga. Alex Marangon sarebbe precipitato dalla terrazza dell'abbazia di Vidor, un volo di 15 metri, a causa della psicosi provocata dall'assunzione di cocaina e ayahuasca. Intanto la perizia tossicologica sui capelli dei 17 partecipanti al rito, 16 dei quali positivi al DMT, il principio attivo, e alle beta-carboline, che aumentano gli effetti visionari dell'ayahuasca, scardina completamente la tesi che i presenti abbiano assunto, come avevano sempre sostenuto, solo erbe purganti. Non solo, ma 7 di loro sono risultati positivi anche alla cocaina. È pronta una perizia di parte che parlerebbe di una violenta aggressione prima del tragico salto nel vuoto. Le lesioni, secondo i legali della famiglia, sarebbero compatibili con un pestaggio. Depositeremo nei prossimi giorni quindi anche una nostra consulenza su quella che può essere stata la dinamica e diciamo della caduta o non caduta e delle lesioni, e da questo chiediamo che poi la procura si muova e faccia le proprie valutazioni nella libertà più assoluta, ma credo doverosamente nella ricerca della verità. Ancora a cronaca, un imprenditore veneto residente a Dubai è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Venezia su ordine della Procura europea con l'accusa di avere riciclato e reimpiegato i proventi di una frode carosello riconducibile ad un'organizzazione criminale asiatica. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo si recava in Italia per ricevere denaro contante dall'organizzazione, trasferendolo all'estero aggirando i sistemi di legalità. Le somme venivano successivamente reinvestite tramite una società fittizia con sede in Slovenia. Il procuratore europeo ha quindi disposto il fermo e un sequestro di oltre 4,5 milioni di euro, somma ritenuta corrispondente ai profitti delle attività illecite. Durante il controllo i militari hanno sequestrato anche un wallet di criptovalute del valore di oltre 750.000 euro, circa 6.000 euro in contanti e un'auto di lusso. Primo giorno di vernice per la 61esima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, grande attesa e proteste in arrivo nei prossimi giorni. Senza la giuria che si è dimessa, senza la sua compianta curatrice Koyo Kuo, prematuramente scomparsa un anno fa, ma con tutto il team curatoriale che ha raccolto il testimone del suo lavoro e con il presidente Pietrangelo Buttafuoco, rimasto in silenzio con i giornalisti, che parlerà solo nelle prossime ore in conferenza stampa. Si è aperta così, ai giardini, davanti al padiglione centrale, la 61esima edizione dell'Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia in minor keys, in chiave minore, questo è il titolo. Ecco intanto il padiglione della Russia aperto, che ha scatenato la tempesta. Nelle prossime ore sono annunciate anche altre proteste davanti al padiglione di Israele, che è stato trasferito dai giardini all'Arsenale, una mobilitazione per dire stop alla guerra a Gaza. 3.000 gli invitati alla mostra in questi giorni di preapertura. Il significato letterale di minor keys è tonalità minori, quindi il primo significato ha a che fare con la musica e sta di ascoltare le tonalità minori della musica, mentre il secondo è che è legato, cioè minor key come piccola isola. Il fatto di essere stati selezionati da Koyo è un grande onore per tutto il team, anche perché hanno lavorato a stretto contatto con Koyo da molto tempo, quindi c'è una relazione molto stretta e è anche una questione che hanno molto rispetto della selezione che ha fatto e sono molto onorati. Note persistenti è invece il tema e il titolo del Padiglione Venezia. È un progetto che il Padiglione Venezia porta come omaggio vero e proprio alla nostra città, facendone ascoltare delle risonanze diverse, cercando di farlo sentire da altri punti di vista. Venezia, anche quando parla di se stessa, non si guarda l'ombelico, perché Venezia è l'ombelico del mondo e adesso lo vediamo in questi giorni, dove è veramente il palco del mondo, nel bene e nel male, anche con le polemiche.
Momenti di tensione oggi nei giardini di Via Piave a Mestre, dove ignoti hanno appiccato il fuoco in più punti alla recinzione che delimita l'area interessata dai lavori di riqualificazione. L'allarme è stato lanciato da un residente che ha contattato i carabinieri. La segnalazione è stata poi inoltrata al 113, consentendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della polizia locale. Le fiamme hanno interessato diversi tratti della barriera protettiva del cantiere, rendendo necessario l'intervento per mettere in sicurezza l'area ed evitare ulteriori danni. Al momento non si segnalano feriti, restano da chiarire le cause dell'incendio, non si esclude l'ipotesi di un gesto doloso. Le autorità stanno effettuando accertamenti per risalire ai responsabili. E proprio Via Piave è stato lo scenario della passeggiata per la sicurezza organizzata dal candidato sindaco Martella con il prefetto Gabrielli. Che però paradossalmente è quello più vicino. Partiamo dalla vita reale delle persone, dalle attività commerciali. La sicurezza sarà al centro della nostra agenda politica. Si tratta di tenere insieme una rigenerazione urbana della città con politiche coordinate di controllo del territorio. La sicurezza intanto è un diritto che sempre più i cittadini rivendicano. La sicurezza dal mio punto di vista è la condizione della libertà, non è un suo limite. Credo che le ricette che si basino esclusivamente su prevedere nuovi reati, aumentare pene, desertificare attraverso queste zone rosse i territori non siano la modalità migliore. I cittadini poi alla fin fine non devono andare alla rincorsa di qualcuno che è competente, perché il cittadino non si deve porre il problema di chi è competente. Il cittadino giustamente e legittimamente si aspetta la risoluzione dei problemi. E oggi si parla giustamente del fatto che i cittadini sono disamorati, non vanno più a votare, perché sentono le istituzioni lontane. E quindi, ma non sono i cittadini che si devono avvicinare alle istituzioni, sono le istituzioni che si devono avvicinare ai cittadini. E a Marghera è stata inaugurata la nuova caserma della polizia locale. Siamo arrivati a 500, ne speriamo altri 200-250. In anticipo con il termine di utilizzo dei fondi PNRR è stata inaugurata la nuova caserma della polizia locale in via Cafasso a Marghera. L'occasione per evidenziare gli obiettivi raggiunti negli anni, dalla smart control room al tronchetto ai cani antidroga fino alla dotazione del taser. Noi siamo stati i primi a scrivere le regole sull'uso dei taser e i nostri istruttori sono andati a fare gli istruttori di polizia e carabinieri, per cui non siamo preparati, pronti, con esperienza. Il fatto di avere il taser non ce l'ha fatto usare se non una volta che uno in tribunale è andato sbloccato quando l'hanno espulso. Un corpo sempre più multietnico, quello della polizia locale veneziana. È una delle indicazioni di una città integrata, perché dove ci sono poliziotti integrati danno la dimostrazione di una città che funziona, e anche questo è un segnale. Un lavoro fatto nel tempo per garantire più controlli e sicurezza, evidenzia il sindaco, consapevole che però ci sia ancora da fare. Che ci siano problemi non c'è nessun dubbio, l'abbiamo detto, non l'abbiamo mai nascosto e dobbiamo continuare invece ad affrontarli. Il tema è: se non li affronti vai solo in peggio. La vita è che se uno non fa niente va in peggio, e non è con la bandierina dell'amore che risolvi il problema, perché alcuni non gliene frega niente, fanno quello che vogliono, bisogna contrastarli. Questa è una caserma di polizia locale, non è una carta, vedi, una struttura, ci sono i cani antidroga, li vogliamo tenere o no? I taser ai vigili urbani, cosa dicono i candidati? Li teniamo o glieli tolgono? Perché hanno votato contro a quel tempo. E aggiunge: le scuole hanno senza i certificati di protezione incendi, li ho fatti io, fatti. E non prendi voti se fai il certificato di protezione incendi sulle scuole, ma li abbiamo fatti tutte le scuole, le palestre, i campi sportivi, c'erano i campi dove c'era il fango alto così, abbiamo messo campi sintetici, dappertutto, non abbiamo guardato dove c'erano i nostri voti
quasi 2 miliardi di investimenti pubblici, calando di 100 milioni, 150 milioni di debito pubblico, perché non facendo alto debito pubblico, abbiamo calato, abbiamo dimostrato che si può fare, trasparente al massimo. Questa è un'amministrazione dove qualsiasi decisione è passata in Consiglio Comunale. Abbiamo rifatto un sacco di cose, avevo detto tiro una linea e non faccio polemiche col passato, e così ho fatto. Io non ho dato colpe a chi è arrivato prima di me, sono stato zitto e ho pedalato e continuerò a far così i prossimi 19 giorni. Un voto per il cambiamento è quello chiesto alle prossime elezioni comunali da Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco con Prima il Veneto, che critica apertamente l'amministrazione della città sotto il sindaco Brugnaro. La città è sempre più destrutturata, sempre più in balia del turismo, il centro storico, sempre più in balia di droga e di malintenzionati a Mestre. Io poi che vengo dal Lido ho il problema della pista ciclabile, dei disastri che hanno fatto con la pista ciclabile. Venezia spopolata e turisticizzata in ogni angolo, Mestre in continua balia di gravi problemi di sicurezza. Pierangelo Del Zotto, candidato sindaco con Prima il Veneto, non ha dubbi che questo comune abbia bisogno di una svolta netta e decisa se vuole risollevarsi da una situazione difficile. Mestre ha purtroppo la fama di essere la capitale dello spaccio. Voglio dire, questa gente da qualche parte dormirà, da qualche parte mangerà, quindi con minimo di intelligence si può sicuramente destrutturare il business della droga. A Lido la nuova pista ciclabile è al centro di polemiche per tracciato, sicurezza e altre questioni, al punto tale da far esprimere riserve anche alla municipalità di centrodestra dell'isola. Prima il Veneto ha una posizione categorica. Al primo incidente noi chiederemo il sequestro della pista, che poi non è una pista, e poi la richiesta di danno erariale a tutti coloro che hanno partecipato a questa immane sciagura, quindi progettisti, ingegneri, dirigenti dei comunali, assessori, consiglieri di maggioranza, tutti quelli che hanno detto sì a questa pista, che non è una pista ma che sta facendo il disastro al Lido ai danni dei lidensi. A queste elezioni comunali Prima il Veneto si propone anche come alternativa all'astensionismo di chi non si riconosce più nell'attuale panorama politico. Non si dice né di destra né di sinistra, ma di chi ama la propria città. Vedo tanto nervosismo in giro perché qualcuno sa che se non vince il primo turno sicuramente perderà. Vedo gente che si sta riciclando, vedo gente che si sta facendo una verginità con una lista civica, quando sicuramente civica non è, perché ha imbarcato tutti quelli che prima erano da un'altra parte. E quindi dal mio punto di vista sicuramente sono assolutamente critico verso gli ultimi 11 anni di gestione della città di Venezia. Le sezioni ANPI di Venezia elaborano un documento politico con un elenco di 7 richieste diretto agli 8 candidati sindaco di Venezia. Tra i punti principali l'istituzione di un assessorato alla pace. Chiediamo a tutti gli 8 candidati sindaco del Comune di Venezia, si voterà il 24 maggio, e noi a loro chiediamo una serie di impegni. Un documento politico, quello elaborato dalle 3 sezioni dell'ANPI del Comune di Venezia, Erminio Ferretto di Mestre, 7 Martiri di Venezia e Lola Munaretto di Zelarino. Richieste specifiche ai candidati sindaco per le prossime amministrative, prima fra tutte l'istituzione di un assessorato specifico per l'integrazione e la pace. Chiediamo che sia istituita un assessorato alla pace. Il motivo credo che sia fin troppo evidente, non dovrebbe neppure essere spiegato, ma di questi tempi credo che Venezia debba esaltare quella che è la sua funzione di città ponte tra diverse culture, di città del dialogo tra i popoli, di città del confronto tra fedi e culture laiche e religiose. Di qui la richiesta che la nuova amministrazione promuova iniziative contro le guerre e il razzismo. Che il Comune di Venezia confermi il proprio impegno al diniego di spazi e luoghi comunali nei confronti di organizzazioni neofasciste. Chiediamo poi che sia revocata la cittadinanza onoraria che più di 100 anni fa il Comune di Venezia aveva indirizzato a Benito Mussolini. Chiediamo che non sia assolutamente più accettabile che i veneziani e i mestrini abbiano tra i loro concittadini, oltretutto onorario,
un dittatore come lo è stato Benito Mussolini. Non ultimo il conferimento della cittadinanza onoraria a Erminio Ferretto, partigiano morto nel 1945 a Bonisiolo e che ha dato il nome alla piazza centrale di Mestre. Richieste che noi indirizzeremo nei prossimi giorni agli 8 candidati sindaco senza nessuna distinzione. Da loro ci aspettiamo una risposta, un'assunzione di impegno. Giovanni Stroppa conferma che il prossimo anno sarà l'allenatore del Venezia. Sabato intanto corteo acqueo in Canal Grande. L'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa, l'uomo del momento, conferma ai nostri microfoni che sarà il tecnico arancione-verde anche nel prossimo campionato di Serie A, con il direttore sportivo e general manager della società Filippo Antonelli, che si è confermato uno dei dirigenti emergenti più apprezzati del nostro calcio. C'è un rapporto che va oltre l'aspetto lavorativo tra i due e da anni c'è soprattutto una sintonia di valori umani e professionali e un'unica unità di intenti. Venerdì la partita con il Palermo per chiudere in testa il campionato, poi sabato molto probabilmente l'abbraccio della città e dei tifosi alla squadra, anche con il corteo acqueo in Canal Grande e le celebrazioni per i festeggiamenti. Ci vedremo in Serie A, per quanto riguarda la partita di venerdì ci teniamo tutti a finire al meglio. C'è stata anche occasione di parlare con i ragazzi e tutti siamo concentrati per portare a casa anche questa ulteriore soddisfazione. Però di sicuro un grandissimo merito va a lui, Filippo Antonelli, per come ha costruito la squadra, per come ha ricostituito un ambiente e ha riportato un entusiasmo che per una società che retrocede, una squadra che retrocede, non è normale. Un riconoscimento che va a noi stessi. Noi stessi intendo società, tifosi, tutti quanti a Venezia, ai ragazzi, allo staff, a tutto il lavoro quotidiano che abbiamo condiviso tutti insieme e questo feeling speciale che si è creato con la città, che è sicuramente un fattore. Domani il 50° anniversario del terremoto del Friuli e le reti Media Nord-Est dalle 13:30 trasmetteranno in diretta le celebrazioni a Gemona alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni. È tutto per questa edizione veneziana dei nostri TG, grazie per essere stati con noi. Dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo. Arrivederci.